Politica, continuano gli incontri con i candidati al governo regionale. Ieri a Favara i candidati alla presidenza Miccichè e De Luca. Con l'inizio della campagna elettorale si presenta il problema dei manifesti selvaggi a Favara, nota del Comitato Beni Comuni e del consigliere Milioti. Il presidente del Consiglio Comunale di Favara scrive al sindaco sulla questione bilancio 2012 e ricorda la scadenza prevista per il 31 ottobre. Intanto il consigliere Nobile invita l'amministrazione comunale ad occuparsi meno di elezioni regionali e più di bilancio. Droga, rapina e furto, diversi arresti nell'Agrigentino. Oggi è San Francesco, patrono d'Italia, festeggiamenti a Favara. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV. Il prossimo 28 ottobre i siciliani sono chiamati a rinnovare il governo regionale. È iniziata quindi la campagna elettorale, diversi gli esponenti politici che in questi giorni ritornano nell'Agrigentino. Ieri è stato il turno del candidato Gianfranco Miccichè, che in mattinata è stato ad Agrigento, nel pomeriggio a Favara. Tour elettorale agrigentino ieri per il candidato alla presidenza della regione siciliana Gianfranco Miccichè. Dopo aver incontrato il vescovo della città dei Templi, Monsignor Franco Montenegro, ed il presidente della provincia Eugenio Dorsi, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio si è recato a Favara, città quest'ultima che ha dato i natali al nonno. Questa è una città che in famiglia da me ha la priorità ormai da sempre, perché qua è nato mio nonno ed è una città che, considerata che è la città delle mie origini, io conosco troppo poco e mi sento colpevole di questo. Ad accogliere l'onorevole, oltre ai militanti e simpatizzanti locali del Partito Arancione, anche alcuni dei candidati all'ARS e una delegazione di lavoratori stagionali dell'Ente Sviluppo Agricolo. Da Favara sia Gianfranco Miccichè che l'onorevole Michele Cimino, già assessore regionale alle politiche agricole, si impegnano a sostenere la causa dei 250 lavoratori della provincia di Agrigento che da circa 30 anni dipendono dall'ESA. C'è qualche matto che li vorrebbe chiudere, ho tranquillizzato loro dicendo che chiudiamo il matto piuttosto che chiudere loro. Bisogna continuare per valorizzare questa struttura nella consapevolezza che l'ESA è l'ente di sviluppo agricolo. La Sicilia ha tanto di bisogno di sviluppare l'agricoltura e penso che il nuovo governo guidato da Gianfranco Miccichè saprà creare le condizioni per potenziare l'agricoltura siciliana dando all'ESA quel ruolo che è determinante. Dalla città dell'Agnello Pasquale, l'aspirante governatore della regione annuncia anche la sua soluzione ai problemi amministrativi dell'isola. La cosiddetta parità di bilancio di cui ci parla l'Europa e che ci vogliono imporre, la faremo non continuando a tagliare le spese, ma cercando di aumentare la ricchezza della regione. Secondo l'Istituto Demopolis, a caratterizzare le prossime elezioni regionali sarà il non voto dei siciliani che, secondo i sondaggi, potrebbe sfiorare il 44%. Conscia dei mutamenti dell'opinione pubblica nei riguardi della classe politica è il candidato all'ARS Maria Grazia Brandara, che evidenzia le differenze tra la sua attuale campagna elettorale e la precedente esperienza che l'ha portata a sedere tra i banchi di Palazzo dei Normanni. La gente, e ha ragione devo dire, è molto delusa, molta gente non vuole andare a votare. Allora come si fa a far ricreare la fiducia tra la politica e gli elettori? Con gli esempi, perché di parole la gente è veramente stanca. Io ho solo chiesto una cosa in questo nuovo contenitore in cui mi trovo, di poter continuare convintamente le mie battaglie. L'onorevole Cateno De Luca, altro candidato alla presidenza della regione, ieri è stato a Favara. Da Piazza Itria, assieme al suo candidato deputato, si è detto sicuro dell'ammissione, dopo l'esclusione per il collegio di Agrigento, della sua lista Rivoluzione Siciliana. Ha parlato anche di precari e della salvaguardia dei livelli occupazionali. La lista Rivoluzione Siciliana dell'onorevole Cateno De Luca, esclusa dall'ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Agrigento, dovrà essere riammessa. A dirlo è lo stesso candidato alla presidenza della regione che ha presentato già ricorso. De Luca si dice sicuro che la sua lista verrà accolta poiché la non accettazione sarebbe dovuta esclusivamente ad un vizio formale verificatosi al comune di Licata.
Ieri l'ex deputato regionale aveva organizzato un sit-in di protesta dinanzi il Tribunale di Agrigento. In serata poi da Piazza Itria a Favara, dove è intervenuto in un comizio di presentazione del locale candidato all'Assemblea regionale siciliana Giovanni Presti, ha ribadito le proprie certezze sulla riammissione per il collegio di Agrigento della sua lista. Noi riteniamo che la lista verrà riammessa anche perché la giurisprudenza ci dà ragione su quello che è questo vizio formale che è stato eccepito. Ovviamente il Tribunale di Agrigento poteva anche essere più clemente rispetto a questa questione, anche perché è un problema superabile. Chi ha autenticato le firme non solo ha messo il timbro del comune, non solo ha posto la data, non solo ha firmato in modo chiaro e leggibile, ma ha solo dimenticato di mettere il timbretto di sindaco. Allora rispetto a questo francamente non voglio pensare a un attentato alla democrazia, credo che alla fin fine il nostro ricorso sarà accolto. Da Favara De Luca ha anche annunciato le proprie idee circa le misure da adottare per la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'esercito dei lavoratori precari siciliani. Per il candidato De Luca la loro stabilizzazione passerebbe attraverso i tagli ai costi della politica. E la Sicilia deve restituire dignità a chi è stato utilizzato dalla politica. I precari purtroppo sono stati uno strumento clientelare del passato e sono stati abbandonati a se stessi. I lavoratori dell'ESE, i lavoratori della forestale, i lavoratori degli enti locali, della formazione e di tutti quegli enti regionali che hanno da 20 anni assunto personale ma non l'hanno mai stabilizzato, perché la politica non si è mai fermata, ha continuato a fare precari su precari, ormai sono circa 80.000 e un esercito che per stabilizzarli ci vuole circa 500 milioni di euro. Noi tagliando i costi della politica, tagliando i costi parassitari, i costi inutili che ammontano a circa 1 miliardo di euro nel nostro programma abbiamo già fatti i conti, siamo nelle condizioni non solo di stabilizzare questi padri di famiglia ma anche di prendere altri 500 milioni di euro e fare un fondo di solidarietà per i giovani e un fondo per l'imprenditoria. Ma vediamo adesso insieme gli appuntamenti dei candidati all'ARS e della presidenza della regione. Questa sera alle 19:30 il candidato all'ARS onorevole Luigi Gentile incontra le donne della provincia per discutere delle tematiche e delle prospettive che interessano il mondo femminile. L'incontro si tiene presso il chiosco Oceano Mare di San Leone. E lunedì Giancarlo Cancellieri, candidato alla presidenza della Regione Sicilia per il Movimento 5 Stelle, sarà a Favara. L'incontro si terrà alle ore 20 presso Farm Cultural Park. Assieme al candidato all'ARS per il collegio di Agrigento, Giovanni Di Caro, si parlerà del programma elettorale per le prossime elezioni regionali del 28 ottobre. E nella giornata di ieri è venuto a mancare il padre del candidato alla presidenza della regione Gaspare Sturzo, il direttivo del comitato promotore di Italiani Liberi e Forti di Agrigento. I candidati tutti si stringono intorno al proprio leader in questo momento di dolore. La prova è di lutto, sebbene ci addolorano, scrivono, non smorzano il nostro impegno nella diffusione di Italiani Liberi e Forti, anzi rafforzano il nostro convincimento che il raggiungimento di grandi traguardi passa attraverso le tribolazioni e le prove. E come in ogni campagna elettorale che si rispetti arriva il fenomeno dei manifesti selvaggi. Proprio sulla questione interviene il coordinatore del Comitato Beni Comuni di Favara, Massimo Centineo. Dal 30° giorno antecedente la votazione politica, scrive, è fatto assoluto divieto affiggere pubblicità e manifesti elettorali al di fuori degli spazi elettorali regolarmente assegnati. Ma i risultati, dice, non si sono fatti attendere. Da un nostro monitoraggio in alcune vie del centro storico sono già stati affissi diversi manifesti e locandine disposti su spazi abusivi ed ogni altra superficie ritenuta ad alta visibilità. Il Comitato Beni Comuni di Favara fa appello al buonsenso e chiede agli organi preposti un piano di controllo sulla pubblicità elettorale affinché si possa mantenere libera la città dalle affissioni selvagge e illegali e dal volantinaggio abusivo che portano soltanto ad avere una città più sporca di prima e niente di più. Se non si parte a cambiare in queste semplici cose, conclude Centineo, non si può mai sperare ad un futuro migliore.
E sull'affissione dei manifesti abusivi si registra anche l'intervento del consigliere comunale di Favara Giuseppe Milioti. Facendo un giro per il paese, dice il giovane esponente di Aula Falcone Borsellino, ho notato come al solito l'andare di moda del manifesto abusivo. Milioti si riferisce principalmente al muro rifinito pochi mesi fa accanto alla farmacia Saieva, per intenderci l'incrocio che da Corso Vittorio Veneto sale per via Sant'Angelo. Il consigliere rivolge un invito a tutti i candidati alle elezioni regionali ad evitare di imbrattare in spazi non consentiti le mura della città, rispettando l'ambiente ed i cittadini. Infine Milioti invita il comandante della Polizia Municipale Raia a predisporre servizi di controllo del territorio e sanzionare i trasgressori. Il presidente del Consiglio Comunale di Favara, Leonardo Pitruzzella, ha convocato per giorno 11 ottobre alle ore 18 la riunione della pubblica assise. 7 i punti inseriti all'ordine del giorno: lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti, interrogazioni ed interpellanza, problematiche redazione bilancio di previsione 2012 ed ancora commissario regionale per situazione debitoria nei confronti di Atogesa 2, Palazzetto dello Sport, interventi, viabilità e arredo urbano da variazione di bilancio 2011 ed infine ufficio centro storico e strategie di intervento. Ed intanto lo stesso presidente del Consiglio Comunale Pitruzzella ha inviato, prima della convocazione della pubblica assise, una nota al sindaco, all'assessore al bilancio, al dirigente agli affari generali e per conoscenza al segretario comunale, con oggetto la scadenza al 31 ottobre dell'approvazione del bilancio di previsione 2012. Ricordo, scrive nella missiva Pitruzzella, che le commissioni competenti necessitano di 15 giorni di tempo per lo studio delle proposte di deliberazione come contemplato nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e che ai predetti 15 giorni bisogna aggiungerne altri 10 antecedenti alla data da fissare per il Consiglio Comunale, affinché ogni singolo consigliere possa avere l'opportunità di presentare eventuali emendamenti. È necessario, continua, dotare l'ente dello strumento finanziario definendo urgentemente, scrive Pitruzzella, le strategie di intervento per superare la difficile situazione contingente. All'ulteriore sollecito del Presidente vanno aggiunte quelle fatte in diverse conferenze dai capigruppo a che si portino le proposte di deliberazione consigliari nel rispetto dei tempi e delle leggi vigenti. Ed un invito all'amministrazione comunale di Favara ad incentrare il dibattito politico di questi giorni sul tema del bilancio e non sulle posizioni politiche in vista delle elezioni regionali arriva dal consigliere comunale Giuseppe Nobile. Anche per questo esercizio finanziario, dice, il Comune di Favara non ha ancora approvato il bilancio di previsione. Con molta probabilità, continua Nobile, attenderà l'avvicinarsi del termine di scadenza per procedere ad una valutazione urgente del documento ed approvarlo senza possibilità di emendarlo. Il consigliere Giuseppe Nobile precisa di appoggiare il governo Manganella, ma allo stesso tempo lo esorta ad essere pratico e dinamico verso la città di Favara. La vicenda del bilancio, strumento indispensabile per il Comune, conclude Nobile, mi incalza ad incitare la maggioranza di governo che oggi soffre di inadeguatezza politica. Iniziamo a dare il buon esempio nel saper amministrare il Paese. Favorire la partecipazione dei giovani alla vita e all'azione amministrativa del proprio comune mediante appositi strumenti previsti dai regolamenti vigenti nelle istituzioni di appartenenza e tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie come ad esempio lo sviluppo di una applicazione per i cellulari. E questo lo scopo del progetto europeo Gioventù in Azione. Il Comune di Favara, comunicano il sindaco Rosario Manganella ed il vicepresidente del Consiglio Erika Matina, ha presentato istanza di finanziamento. Il progetto, spiegano i referenti dell'Unione Erika Matina, Giuseppe Nobile e Giuseppe Milioti, rappresenta un laboratorio sulla partecipazione che coinvolgerà 45 giovani dai 20 ai 28 anni di 3 paesi, Italia, Spagna e Romania. I giovani saranno chiamati ad individuare i problemi prioritari del proprio comune, a discuterne con altri giovani tramite interviste, video, focus group, workshop con esperti. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.
Per la vostra pubblicità su Sicilia TV telefonate ai numeri 0922 32 709. Marco Venturi non è più assessore regionale alle attività produttive. L'imprenditore entrato da tecnico nel governo lombardo si è dimesso in mattinata. La sua decisione irrevocabile giunge in seguito ad uno scontro dello stesso con il presidente dimissionario Raffaele Lombardo sulla non applicabilità del decreto blocca nomine. Venturi infatti aveva dichiarato contrarietà sia per la nomina del dirigente generale del Dipartimento Attività Produttive che sul commissariamento dell'ISRAP. In entrambi i casi l'ex assessore regionale aveva inviato le sue perplessità al vaglio delle procure della Repubblica di Agrigento e Palermo e alla Corte dei Conti. L'ex sindaco di Lampedusa Bernardino De Rubeis dovrà restituire alle casse erariali 50.000 euro per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, riguardante la vicenda dell'apertura di una sede di rappresentanza del comune a Palermo. Ricordiamo che De Rubeis era già stato condannato a risarcire 34.000 euro per danni provocati nel 2008. Secondo i giudici, l'ex amministratore ha arrecato un danno alle casse erariali per avere locato un immobile a Palermo da adibire a rappresentanza, nonché come ufficio e foresteria, senza che da ciò seguisse una concreta utilità per il comune. Ed i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Agrigento hanno arrestato Calogero Cipolla, 31enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo da tempo all'attenzione dei militari dell'Arma a seguito di una perquisizione domiciliare personale in via delle Dalie è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, un bilancino di precisione, uno spinello già confezionato e attrezzi vari utilizzati per la preparazione di dosi di hashish. Dopo le preliminari formalità di rito in caserma, Cipolla è stato accompagnato nella propria abitazione dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari e a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Arrestato dai carabinieri di Ravanusa su ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento un romeno 24enne, Baciu Tiberiu Mihai, ritenuto uno dei responsabili della rapina avvenuta lo scorso giugno ai danni di due turisti finlandesi. Ai due infatti i malviventi avevano rubato con violenza una borsa contenente effetti personali e la somma di circa 500 euro. Lo scorso 1° settembre, per gli stessi fatti, i militari avevano tratto in arresto un altro connazionale, sempre 24enne, Sabou Andrei Kalin. Le indagini dei carabinieri continuano. E sempre militari dei carabinieri della stazione di Naro hanno arrestato ieri sera in flagranza di reato 3 persone per furto aggravato e danneggiamento. I 3 sono stati sorpresi in contrada tramontana mentre erano intenti a rubare uva nel vigneto di un insegnante. In manette sono finiti Carmelo Bonvissuto di 49 anni, Calogero Bonvissuto di 25 e Domenico Savio Tesoro di 31 anni, tutti licatesi. I 3 si erano introdotti nella proprietà privata dopo aver divelto la rete di recinzione. All'arrivo dei militari avevano già raccolto dell'uva e disposta in 12 cassette di plastica. Dopo le formalità di rito sono stati accompagnati presso le proprie abitazioni in attesa di giudizio direttissimo. Degrado nelle zone adiacenti l'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento. A segnalarlo all'amministrazione comunale i componenti della 5ª commissione consiliare che sono intervenuti dopo numerose segnalazioni da parte dei genitori degli alunni che frequentano l'istituto. I consiglieri Galante, Galvano, Gramaglia, Sollano e Spinnato evidenziano il proliferarsi di topi ed insetti che rappresentano, dicono, rischio di infezioni e di contagio di malattie. I componenti della 5ª commissione chiedono un tempestivo intervento al sindaco, all'assessore e al dirigente competente. Gli studenti pendolari di Favara che frequentano gli istituti di scuola media secondaria della città di Agrigento dovranno anticipare in proprio la spesa per l'abbonamento degli autobus.
Successivamente il Comune di Favara provvederà al rimborso. Questo è quanto disposto dall'assessore comunale alla pubblica istruzione Rosetta Monreale. Quest'ultima ricorda anche che gli abbonamenti acquistati dalla ditta SAIS già obliterati dovranno essere consegnati a fine o inizio di ogni mese presso gli uffici di pubblica istruzione di Piazza Don Giustino. Oggi per i credenti cattolici si festeggia San Francesco, patrono d'Italia. A Favara dello scorso 1° ottobre diverse sono state le celebrazioni organizzate dal convento dei frati minori Sant'Antonio. Ieri sera si è svolta una processione, stasera invece alle ore 19 celebrazione eucaristica con il vescovo Monsignor Franco Montenegro. La Chiesa Cattolica celebra oggi il Santo Patrono d'Italia, ovvero San Francesco d'Assisi. A Favara la comunità francescana celebra la solennità al convento dei frati minori Sant'Antonio con la messa mattutina presieduta da Fra Arcangelo Sciurba ed in serata alle ore 19 con la Santa Messa officiata dall'arcivescovo di Agrigento Monsignor Franco Montenegro. Mi sgorga dal cuore l'augurio più bello che si possa fare ai giovani di Favara in maniera particolare, che possano, come Francesco, conoscere veramente il Signore per dare un senso alla propria vita. Qualche anno fa c'era una canzone di Vasco Rossi, dare un senso, nulla ha senso, invece se sei di Cristo ha un senso. E Francesco, spogliandosi, dimostra che si riveste di Cristo e dà un senso alla propria vita. E allora, carissimi giovani di Favara, un augurio particolare a voi affinché possiate trovare un senso, il vero senso per la vostra vita, che è Cristo Signore. Nella giornata di ieri si è chiuso il Triduo di San Francesco, funzioni queste presiedute da Don Giuseppe Cumbo, responsabile comunità propedeutica del seminario di Agrigento. Quest'ultimo particolarmente emozionato perché proprio nel giorno del Santo di Assisi 9 ragazzi della diocesi di Agrigento intraprendono il cammino vocazionale che potrebbe portarli verso il sacerdozio. Proprio nel giorno di San Francesco inizierà un'esperienza per 9 ragazzi che cominceranno il loro itinerario vocazionale proprio inserendosi in questa che è la comunità propedeutica. Non entrano in seminario ma iniziano quel cammino di discernimento che poi, a Dio piacendo, il prossimo anno li porterà a fare la scelta del seminario. La sera del 3 ottobre assume un significato particolare poiché si ricorda la sera della morte di San Francesco d'Assisi, avvenuta 786 anni fa. Il transito del padre francescano a Favara è stato ricordato con una processione partita dalla Chiesa Madre e conclusa al convento. A presiedere il transito Fra Antonio Vitanza, assistente regionale dell'Ordine Francescano Secolare. E la Guardia di Finanza di Agrigento ha donato più di 1000 capi di abbigliamento al centro di raccolta della Caritas di Via Duomo per aiutare le famiglie più indigenti e gli immigrati che sbarcano sulle nostre coste. I capi, dati in beneficenza, provengono dai sequestri di merce contraffatta operata dai finanzieri durante tutta l'estate lungo le strade cittadine e le spiagge vicine. Ora, d'accordo con la Curia Vescovile di Agrigento, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza intende far sì che in futuro ogni sequestro di capi d'abbigliamento contraffatti, compatibilmente alle esigenze e ai tempi dei processi penali, si concluda con la donazione in beneficenza, così che la Caritas possa poi utilizzarli e distribuirli ai più bisognosi. E come di consueto vi segnaliamo quali vie e zone sono interessate questa sera dall'attività di disinfestazione nel territorio comunale di Favara. Contrada Portella, via Caporale Mazza, Campagna, via Agrigento, via Ugo Foscolo ed ancora Piazza della Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, via Mendola, incrocio viale Progresso e via Empedocle. Pertanto i cittadini interessati da tale attività non dovranno lasciare nei balconi e negli spazi aperti nessun prodotto commestibile, biancheria stesa o animali. Inoltre dovranno tenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni. E adesso diamo linea alla regia per il meteo.
Salute a tutti e benvenuti all'appuntamento con il meteo per venerdì 5 ottobre. Ulteriore aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo grazie all'anticiclone nordafricano che manterrà il tempo stabile e soleggiato quasi ovunque con temperature davvero elevate per il periodo. Qualche annuvolamento solo su parte del nord. Guardate, i cieli sereni o poco nuvolosi sulla maggior parte del territorio nazionale, con qualche nube in più sulla Liguria, localmente sul Basso Piemonte, l'Emilia e la Toscana e, come potete osservare, sui rilievi del Triveneto. Qualche eventuale piovasco breve rovescio potrà innescarsi sull'Alto Friuli Venezia Giulia ed occasionalmente sulle Alpi orientali. Per il resto non sono attese precipitazioni degne di nota. Ecco le ampie schiarite sull'Alto Piemonte, sulla Lombardia e l'Emilia Romagna, su tutte le regioni adriatiche, ma ancora anche sul Lazio, l'Abruzzo ed il Molise. Scendendo verso sud, sole limpido sulla Calabria, gran parte della Puglia, della Sicilia e anche in Sardegna, salvo qualche addensamento sul settore centrale e in prossimità dei rilievi. Eventuali foschie mattutine sono attese sulla Val Padana e nelle valli del centro. Guardate i mari, tutti calmi, quelli centro-settentrionali, localmente mosso solo il basso Adriatico e l'area ionica, dove i venti risulteranno ancora a tratti moderati da nord-nord-ovest. Temperature minime della notte abbastanza miti, superiori alla media stagionale, ma superiori alla media soprattutto le massime, con oltre 24-25 gradi in Val Padana, 26-27 al centro-sud, con picchi pensate di nuovo fino a 31 gradi in Sicilia e sulla Sardegna interna. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Andrea Falcinelli. E con questo è tutto, grazie come sempre per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, arrivederci.